La Polizia di Stato, con l'impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, talvolta attraverso i cosiddetti cannabis shop e dei connessi reati di cosiddetta criminalità diffusa. Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili a regolamenti di conti ed alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi, agli episodi di violenza. In questo contesto hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Nell'ambito di tale operazione, svolta sull'intero territorio nazionale, sono stati arrestati 384 soggetti, 166 stranieri, 6 minorenni, indagati in stato di libertà 655 persone, di cui 256 stranieri, 39 minorenni. Sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, 1370 di cannabinoidi, 1 di eroina, 41 armi da fuoco sequestrate, 80 armi bianche, 300.000 euro in contanti. Sono state identificate 95.164 persone sospette, di cui 600.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sono state elevate sanzioni per 565 di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. In provincia di Agrigento l'attività della squadra mobile, con il supporto di equipaggi del personale della squadra cinofili della questura di Palermo e del commissariato di Palma di Montechiaro, ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino, dei centri limitrofi, finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di tale attività sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari in provincia di Agrigento e territori limitrofi, nei confronti di altrettanti soggetti già gravati da precedenti di polizia. È stato denunciato in stato di libertà un soggetto perché trovato in possesso di circa 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che di materiale per il frazionamento, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre è stato sottoposto a controllo un cannabis shop sito nel comune di Agrigento, dove all'interno sono stati rinvenuti e sequestrati 349 grammi imbustati di inflorescenze di cannabis sativa. Nell'ambito dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative anche nei confronti di un'attività commerciale di parruccheria a Palma di Montechiaro, in quanto a seguito delle verifiche è stato accertato l'assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie e amministrative.